Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia e i titoli del nostro telegiornale. Riposto è una comunità sotto shock dopo l'aggressione mortale tra fratelli avvenuto sul lungomare ieri. Il genero della vittima denuncia una mattanza annunciata. Domenica di passione per gli automobilisti in transito sulle autostrade della Sicilia orientale, code chilometriche al casello di San Gregorio sulla A18, traffico in tilt anche nel siracusano. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua, le dispersioni idriche superano anche quelle di Agrigento, preoccupazione per la situazione a Ortigia. I commercianti di Palermo reagiscono alla recrudescenza del racket, Confcommercio mette in campo un sistema di tutele nei confronti delle imprese colpite. Intanto ad agosto nel capoluogo arriveranno altri 200 poliziotti. Trapani, giovani in campo con i vigili del fuoco per la prevenzione antincendio, esercitazione e formazione in progetto che coinvolge 30 ragazzi tra 15 e 17 anni. Si chiude oggi la 20ª edizione del Salina Doc Festival, tra gli ospiti l'attrice Valeria Golino, protagonista del film Fuori, che racconta la scrittrice catanese Goliarda Sapienza. Calcio, il Palermo fa sul serio. Nel ritiro della Val Gardena l'allenatore Inzaghi lavora sul modulo tattico e sulla preparazione fisica. Per il Catania domani primo giorno di ritiro al Massimino, ai saluti Casasola vicino alla firma con il Brescia. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la tragedia avvenuta a Riposto, una comunità sotto shock dopo la morte di un imprenditore ittico assassinato in strada dal fratello che chiedeva i soldi per comprare la droga. A TG Sicilia parla il genero della vittima, l'ho colpito con calci e pugni per disarmarlo, tutti sapevano della sua pericolosità. Il servizio di Tonino De Mana. Mio padre non è scappato, mio padre fino all'ultimo indifeso chiesto perché suo fratello l'avesse colpito, fino all'ultimo. Mio padre era la persona più coraggiosa che conoscevo. Il volto segnato da una notte insonne, gli occhi lucidi, nascosti dagli occhiali da sole. Il dolore di Davide, figlio di Lino Guerrera, rincorso in strada e assassinato dal fratello, è quello di un'intera comunità, sconvolta per una tragedia che in molti a Riposto hanno definito annunciata. Giambattista Guerrera pretendeva soldi per acquistare la droga. Lino ha avuto soltanto la colpa di opporsi, finendo per essere colpito con un taglierino che gli ha reciso la giugulare. Ormai fuori controllo, l'omicida ha brandito anche una mannaia con cui ha ferito il padre e la figlia della vittima. Fondamentale è l'intervento del genero che ha disarmato l'aggressore. Tu sei la persona che ha disarmato l'omicida? Disarmarla perché ho visto la mia ragazza che era lì, cioè subito volevo pesce, sono scappato, ho visto a lui che aveva un taglierino e gli ha dato una coltellata al collo. Subito per dire ho preso il padre della mia ragazza, l'ho portato lì e lui con la mannara faceva come pazzo, caricava coppa a tutti i banni, a suo papà magari non ci fece niente. Ci levava un muttaio, ci levava la mannara come potti e gli appogna, a pelate, che va a fare? Per studirlo. Una mattanza familiare annunciata. Cristiano che travaglia, ci può dare i soldi per bombarsi. Ma io ci posso dare i soldi a mio fratello per bombarsi, che abbiamo mangiato 1 milione di euro. Perché prima questa persona già aveva fatto a tutti, insultava, che cutelle, che cose, perché non facevate attaccare? Ora capisci l'azione, ora è tinto, perché non facevate attaccare prima? L'89enne padre e la figlia della vittima sono stati già dimessi. Sulla vicenda indaga la procura di Catania. La scientifica ha sequestrato i vestiti dell'aggressore, il taglierino, la mannaia e repertato numerose tracce ematiche. Giuseppe Centorbi, l'uomo che nel 2011 uccise a Butera 3 persone, una coppia e il loro figlio di 13 anni, lascia la struttura sanitaria protetta, la REMS, per essere trasferito in una comunità terapeutica assistita, un CTA, dove avrà meno restrizioni e 1 anno di libertà vigilata. Centorbi era stato assolto perché ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Al posto del carcere l'uomo ha passato oltre 10 anni in una REMS, struttura che ha sostituito i vecchi manicomi criminali, e adesso il suo difensore ha dimostrato che la salute mentale dell'uomo è migliorata e il giudice di Catania ha stabilito che l'uomo meno pericoloso per la società appunto potrà raggiungere il CTA. Adesso parliamo di presunti maltrattamenti, condizioni igieniche degradate e assistenza negata agli anziani ospiti di 3 case di riposo di Caltanissetta. La procura ha chiesto misure cautelari per 11 persone. Il servizio di GR Italia.
3 richieste di arresti domiciliari e 8 di obbligo di dimora. È la svolta nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti di 3 case di riposo del capoluogo nisseno. Tra gli 11 indagati figurano i responsabili delle strutture e il legale rappresentante della cooperativa che gestiva l'assistenza agli anziani. Secondo gli investigatori, almeno una decina di ospiti sarebbero stati lasciati per mesi in condizioni di grave abbandono. Anziani costretti a rimanere per ore tra feci e urine. Pazienti affetti da patologie gravi che avrebbero atteso giorni prima di ricevere cure e un'anziana con il femore fratturato rimasta, secondo l'accusa, senza assistenza medica per diversi giorni. Nell'inchiesta emerge anche il caso di una donna di 83 anni colta da un malore che sarebbe stato provocato dall'eccessivo caldo nella stanza in cui alloggiava, ricoverata in ospedale e morta per insufficienza respiratoria e disidratazione. A 6 degli indagati viene contestato anche l'esercizio abusivo della professione infermieristica. Avrebbero somministrato farmaci e praticato iniezioni di insulina senza averne i titoli. Le accuse a vario titolo sono di abbandono di persone incapaci. L'indagine dei carabinieri, iniziata nel giugno del 2025 e durata circa un anno, ha riguardato 3 strutture cittadine e la cooperativa che forniva i servizi di assistenza. Sulle richieste di misure cautelari dovrà ora pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari. A Catania la polizia ha arrestato un 23enne in via Luigi Rizzo. Il giovane ha afferrato per il collo e gettato a terra un coetaneo per rubargli il telefonino. Durante le fasi del fermo ha tentato di disfarsi del cellulare lanciandolo sotto un'auto, ma il dispositivo è stato recuperato dagli agenti e restituito al legittimo proprietario. Adesso parliamo della Domenica di Passione per tanti automobilisti siciliani che hanno percorso le strade della Sicilia orientale, lunghe code al casello di San Gregorio a Catania, automobili in fila già a metà mattinata. Il servizio di Orazio Longo. Tutti al mare, anzi no, tutti in autostrada. La nuova frontiera delle vacanze domenicali si chiama Casello di San Gregorio e si trova a Catania, all'ingresso della A18, la Messina-Catania. Sotto il sole cocente di una domenica di luglio, col bene che ti voglio, cantava Riccardo del Turco, che nel testo di Bigazzi parlava di amori in riva al mare e di ritardi nel corrersi incontro, cade bene a raccontare la lunghissima fila di oltre 4 chilometri che si è formata lungo l'arteria stradale sin da metà mattinata. Queste le immagini che testimoniano una situazione non certo nuova nei mesi e negli anni, ma che fa sempre notizia. Tutti in fila per raggiungere le mete più gettonate, ma anche semplicemente casa propria, se non si è vacanzieri della domenica, ma lavoratori domenicali. E anche la corsia del telepass aiuta poco nella gestione del caos, perché prima la devi raggiungere la corsia per poterne usufruire, e tra chi la invade senza preoccuparsi degli altri e chi non ha proprio spazio dove mettersi, diventa tutto molto difficile. Luglio col bene che ti voglio, cantava del Turco, ma forse in giornate come questa qualcuno gli vuole un po' meno bene. E a proposito di traffico, da oggi entrano in vigore le nuove norme per gli autovelox, scatta lo stop per 850 dispositivi non omologati in Sicilia, a Palermo e a Catania, però le amministrazioni non si fanno trovare impreparate. Il servizio di Emanuela Corsi. Multati, ma solo se gli autovelox sono a norma di legge. Il lungo braccio di ferro tra automobilisti e amministrazioni comunali è arrivato a un punto di svolta definitivo. A fare chiarezza, dopo 34 anni, ci pensa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un decreto pubblicato in Gazzetta che pone regole chiare in tutta Italia. Da oggi scatta la tagliola per tutti i dispositivi non più considerati idonei. Attualmente sono 850 i rilevatori di velocità che dovranno ottenere un'omologazione per ritornare attivi. 3.150 quelli regolarmente in funzione perché già hanno passato tutti i requisiti. Si passa da una giungla di oltre 10.000 autovelox, spesso nascosti e a ripetizione, ad apparecchi irregolari e conformi, commenta il ministro Salvini, che aggiunge: basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Ma qual è la situazione nelle principali città siciliane? Nel capoluogo etneo tutti gli autovelox sono omologati e di nuova generazione, sia quelli dislocati lungo la circonvallazione sia quelli mobili, spiega la polizia municipale. Nessuna buona notizia quindi per gli autovelox
automobilisti multati che speravano di vedere annullati i verbali con le relative sanzioni. Stessa situazione a Palermo. Le postazioni fisse lungo Viale Regione Siciliana e i sistemi mobili risultano registrati. In ogni caso, tutti i dispositivi omologati sono consultabili sul sito del MIT. Collegandosi al portale si può cercare per comune, strada o codice della multa. Se il dispositivo non compare in questo elenco, la sanzione può essere contestata. E adesso a Siracusa, che risulta la città siciliana dove si spreca più acqua. Nelle vecchie condutture se ne perde, pensate, addirittura il 65% di quella immessa in circolo, una quantità nettamente superiore a quella che scorre nelle tubazioni di Agrigento, e il dato è allarmante e emerge da un'analisi della CGA di Mestre. La città più virtuosa in Sicilia invece è Trapani. Il servizio di Francesco Aloi. 65,2 è la percentuale dell'acqua che si perde lungo la rete Colabrodo. Siracusa così è prima in Sicilia, ottava in Italia per dispersione. A confermarlo è l'analisi della CGA di Mestre, che fornisce un altro dato emblematico. La quantità di acqua sprecata in città è superiore a quella che arriva da Agrigento e provincia, area simbolo dell'emergenza idrica. Sul podio regionale ci sono appunto Siracusa, Messina e Agrigento. Il problema dell'acqua che abbiamo qui a Siracusa non l'abbiamo mai avuto a Roma, dove ci sono condotte d'acqua costruite dai romani. A Ortigia, come in altri quartieri della città, l'acqua arriva ad intermittenza, proprio in un periodo in cui diventa ancora più indispensabile. Dal punto di vista dell'acqua, una stagione che continuamente viene a mancare l'acqua. Da residente di Ortigia, da 70 anni, non ricordo mai questa storia dell'emergenza, l'autobus, ma quale cavoli? Abbiamo avuto sempre l'acqua e ora non so perché è scomparsa l'acqua. Ma a quanto pare la situazione non è risolvibile dall'oggi al domani. Andrebbero sostituite tutte le tubazioni, troppo vecchie per reggere ancora. Un problema a cui il nuovo gestore Aretusacque sta già lavorando. Nel frattempo l'acqua continua a perdersi per strada. E adesso andiamo a Palermo, dove il mondo del commercio reagisce alla recrudescenza del racket e si organizza per resistere dopo i danneggiamenti e le intimidazioni degli ultimi mesi. Intanto ad agosto in Sicilia arriveranno altri 200 poliziotti. Il servizio di Mallio Viola. Non solo parole di solidarietà, ma un sostegno concreto agli imprenditori che subiscono intimidazioni, danneggiamenti o richieste estorsive e scelgono di affidarsi allo Stato. Nasce Imprese Mai Sole, l'iniziativa di Confcommercio Palermo per sostenere gli operatori economici colpiti da episodi intimidatori. Proprio nei giorni in cui si assiste a una recrudescenza mafiosa e del racket del pizzo con minacce, intimidazioni e danneggiamenti, le imprese dunque reagiscono e resistono e i commercianti decidono di stringersi gli uni agli altri per impedire il ritorno del controllo del racket. L'iniziativa prevede la messa a disposizione gratuita di sistemi di videosorveglianza, servizi di vigilanza privata nei casi che lo richiedano e assistenza legale per accompagnare gli imprenditori nel percorso di denuncia. Tutto gratuito, offerto dall'Associazione dei Commercianti. La proposta è venuta da Patrizia Di Dio, che oltre ad essere presidente di Confcommercio Palermo è anche vicepresidente nazionale con delega a legalità, sicurezza e etica di impresa, ed è stata subito deliberata dall'assemblea di Confcommercio. Questo è il nostro modo concreto di esprimere la massima solidarietà e la massima vicinanza. Nessuno si deve sentire solo, non soltanto a parole. Ecco, tutto questo l'abbiamo tradotto come Assemblea Confcommercio nello slogan Imprese Mai Sole. Le condizioni per accedere a queste tutele sono semplici: aver ricevuto minacce o danneggiamenti e aver denunciato o intenzione di farlo. Per richiedere assistenza da lunedì 13 luglio sono attivi una mail e un numero di telefono. Plaude all'iniziativa anche il presidente della regione Renato Schifani, per il quale si tratta non solo di un segnale importante ma di azioni concrete. Intanto dal 3 al 27 agosto arriveranno altri 200 agenti di polizia in Sicilia ed altri sono attesi a settembre. Sono i neoassunti che escono dalla scuola di polizia, circa 1.600 ad agosto in tutta Italia, altri 1.700 a settembre, per un totale di 3.313. E dall'emergenza un'altra, quella degli incendi a Trapani. Per fronteggiarla c'è un campus che avvicina i più giovani ai temi della sicurezza, della protezione civile e del servizio alla comunità attraverso attività pratiche, esercitazioni e momenti di formazione condivisi con i vigili del fuoco. Ci spiega tutto Laura Spanò.
Prosegue a Trapani il progetto nazionale Campi Giovani 2026, Giovani in Azione in campo con i Vigili del Fuoco, iniziativa realizzata in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il Comando Provinciale di Trapani, uno dei 7 a livello nazionale a partecipare al progetto, accoglie 30 tra ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni provenienti da diverse regioni. È un'esperienza che vede un po' la condivisione tra la Sicilia e la Calabria, perché nasce come un campo interregionale. L'auspicio è quello che venga ripetuto, perché avvicinare questi giovani a quelle che sono la vita delle istituzioni, perché non ci siamo solo limitati a fargli conoscere la nostra vita dei Vigili del Fuoco, ma grazie alle sinergie che ci sono sul territorio è stato anche un momento formativo verso le altre istituzioni. Tra le attività anche un'esperienza all'interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco. I partecipanti sono impegnati in attività pratiche, esercitazioni e momenti formativi insieme al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, con approfondimenti dedicati alla gestione delle emergenze, al primo soccorso, alla protezione civile e all'autoprotezione. Molto divertente e sempre formativo, cioè ci insegnano attraverso i giochi più o meno, perché se alla fine se ti fanno solo teoria come a scuola, vabbè, la studio e amen, poi me la dimentico dopo un tot. Se invece te la insegnano in modo tale da ricordarti più che altro per salvaguardare la tua incolumità, l'incolumità degli altri, tenere al sicuro te stesso per primo e poi tutti gli altri, automaticamente stai uno step sopra. L'obiettivo: promuovere tra le nuove generazioni la cultura della sicurezza, della solidarietà, del lavoro di squadra e della cittadinanza attiva attraverso un'esperienza educativa a diretto contatto con il mondo delle fiamme rosse. In un campo del genere loro vedono l'importanza che ha il personale e la capacità di comando, che non è un comando legato all'essere autoritari, ma ad essere autorevoli. Adesso andiamo a Marina di Ragusa, dove i volontari, quelli della Proloco Mazzarelli, sono scesi in campo contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta per terra in piazza, per sensibilizzare tanti e distribuire ai fumatori gratuitamente i portamozziconi portatili da usare in ogni stagione. Il servizio di Veronica Barbarino. Dove butterà poi la cicca? Ho fatto il buco. Un gesto che in molti considerano innocuo, ma che inquina per anni. Da qui parte la campagna di sensibilizzazione della Proloco Mazzarelli contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta per terra. Un gazebo in piazza e i volontari in spiaggia per distribuire ai tanti fumatori gratuitamente dei portamozziconi tascabili. Chi sporca non vale una cicca è una campagna di sensibilizzazione per appunto sensibilizzare i cittadini e le cittadine a non sporcare, ma soprattutto attraverso dei portacicche, di conservare le cicche che utilizzano dopo aver fumato e di metterle in questi contenitori tascabili. Tutto inizia da qua, sensibilizzare per poter tenere il nostro territorio e mantenere il nostro territorio pulito. Basta una semplice attenzione per fare la differenza. Dove butterai la cicca? La metto nel cestino. In tasca. In un bicchiere e praticamente sotto l'ombrellone, poi lo butto qua nella spazzatura. Un piccolo rifiuto che spesso passa inosservato, ma che rappresenta una delle principali forme di inquinamento di spiagge, mare e spazi pubblici. Ci vogliono infatti circa 10 anni prima che un mozzicone di sigaretta si degradi. La tutela dell'ambiente passa quindi dalle buone abitudini. Io dico una cosa, che tu fumi e la butti poi, mi dici che te la deve togliere e si inquina. Complimenti a questi volontari. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema. Si chiude oggi il Salina Doc Festival, arrivata alla 20ª edizione, con uno sguardo alle odissee contemporanee. Tra gli ospiti l'attrice Valeria Golino, protagonista del film Fuori di Mario Martone, per raccontare la scrittrice Goliarda Sapienza. Il servizio di Orazio Longo. Sguardi femminili, cinema, memoria, resistenza e impegno civile. L'odissea carceraria di Goliarda Sapienza, scrittrice e partigiana nata a Catania attraverso l'interpretazione di Valeria Golino nel film Fuori, con la regia di Mario Martone, ispirato al libro autobiografico L'Università di Re Bibbia. Con Goliarda c'è stato un primo incontro nella vita quando avevo 18 anni, l'ho incontrata molte volte. Lei era anche già una signora che aveva probabilmente la mia età di adesso e sicuramente è stata una persona di cui mi sono ricordata negli anni perché aveva proprio un impatto su di te, aveva
una personalità molto molto memorabile, diciamo. L'obiettivo, puntato al tema delle odissee contemporanee, nella 20ª edizione del Salina Doc Festival, appuntamento internazionale del documentario narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani. Alle nostalgie di casa, dell'umano, è dedicata questa 20ª edizione del Salina Doc Fest, Odissee contemporanee, qui celebrate a Salina, nel cuore delle Eolie, dove a Lipari fu isola di confino. Tra gli ospiti e i premiati, Uberto Pasolini con il suo Itaca il ritorno, ispirato agli ultimi canti dell'Odissea, Daria Bignardi, Milo Manara, Nicolò Ammanniti con il Custode, Favola Nera in una Sicilia arcaica. Sono molto contento, l'incontro è andato molto bene e sarà ispirazione per un prossimo libro, chi lo sa, potrebbe essere. Le isole comunque sono dei posti meravigliosi per raccontare le storie. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, al rientro i primi allenamenti nel ritiro di Val Gardena del Palermo e poi il calciomercato del Catania. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport, cominciamo dal Palermo, primi allenamenti in ritiro per il rosanero di Inzaghi che conferma il nuovo modulo, il 4-2-3-1 e sul mercato sempre più vicino Rao del Napoli, il servizio. Stop. Il Palermo ha iniziato a faticare in Val Gardena, in Trentino Alto Adige. Se un dubbio c'era, è stato spazzato via dalle prime 2 sedute di allenamento. Il sistema di gioco di riferimento del nuovo Palermo sarà il 4-2-3-1. Non significa che Inzaghi non proverà altri moduli né che i rosanero scenderanno sempre in campo così, ma una prima netta indicazione è arrivata dall'allenamento di ieri. I riflettori sono stati puntati sui 3 nuovi acquisti, Stevez, Cassandro ed Hernani. Voluti fortemente dal direttore sportivo Carlo Osti prima del ritiro, i 3 hanno svolto il primo allenamento in maglia rosanero, alternando lavoro in palestra e seduta di gruppo sul campo. Mercato, tra gli obiettivi figurano Bragantini del Mantova, ritenuto però difficile da strappare al club lombardo, e Compagnon del Venezia, considerato un profilo più accessibile. Sempre più vicina, invece, la definizione dell'operazione che dovrebbe portare Emanuele Rao dal Napoli in maglia rosanero. Adesso parliamo del Catania, domani primo giorno di ritiro al Massimino, Todisco sarà il probabile nuovo acquisto sulla fascia destra, mentre Casasola si avvicina alla Brescia, il servizio di Sergio Colossi. Longo valuta in campo, Varrà segue le strategie di mercato, inizia al Massimino il ritiro del Catania, cantiere aperto con l'obiettivo di costruire una squadra più giovane ma altrettanto forte e completa. Nessuno è fuori dal progetto, a priori non ci sono esclusi, Longo darà una possibilità a tutti. Varrà seguirà l'esito del campo e le dinamiche del mercato, conclusione del ritiro al Massimino fissata il 26 luglio, a seguire la seconda fase a Norcia sino alla gara d'esordio l'8 agosto in Coppa Italia a Vicenza e poi la preparazione al campionato a Mister Bianco in attesa di Torre del Grifo. Dopo Miai e De Falco il Catania è ad un passo dal terzino destro Gianmarco Todisco, 24 anni, di proprietà dell'Avellino, club con il quale sta concordando la formula del trasferimento, forse prestito con diritto di acquisto. Todisco ha buona esperienza in Serie C, oltre all'Avellino ha giocato con Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Nella difesa a 4 con Casasola vicino al Brescia atteso da un biennale sarebbe titolare con Raimo alternativa. Mercato rossazzurro attivo anche a centrocampo in attacco. Si allontana Capomaggio, piacciono Vinicius e Gallo, almeno uno arriverà. Per la fase offensiva prosegue la trattativa con il Cosenza per Rizzo Pinna. Il Papu Gomez ha rotto con il Padova. La prima fase del ritiro stabilirà i calciatori che potranno far parte del calcio dominante, così come l'ha definito in conferenza stampa il tecnico Longo. Con il calcio chiudiamo questa edizione di TG Sicilia, per questa edizione è tutto, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Dunque grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.